Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo tornati nella valle Intelvi, posizionata tra il lago di Como e il lago di Lugano e che comprende 15 piccoli comuni. Oggi siamo a Ponna, 267 abitanti ripartiti nei 3 borghi. Nel corso della puntata scopriremo le bellezze di Ponna, ma anche le altre positività dei piccoli borghi della valle Intelvi. Mettetevi comodi, a voi le immagini. Io mi chiamo Traverso Alberto, i miei genitori erano nati qui a Ponna, si sono sposati, nell'anno 1947 sono andati in Argentina. In Argentina mio papà non è che gli piaceva tanto, io sono nato nel 1949 e nel 1964 ha deciso di portarmi a Ponna, una realtà che io non conoscevo perché sono nato a Buenos Aires, una città grossa, però sono arrivato, mi hanno accolto bene e adesso 50 anni che sono qua, mi hanno fatto fare anche il servizio militare e tutti gli anni ritorno in Argentina a vedere dove sono nato, ecco. Mi sono integrato bene, ho trovato lavoro, non mi posso lamentare, sono da operaio, però sono riuscito a farmi una casetta e ringrazio anche la popolazione di Ponna che mi ha accolto come un fratello, come un figlio. E quando sono arrivato io non sapevo neanche dove andavo, non c'era neanche la strada asfaltata venendo da Laino a Ponna in quegli anni, era tutto di sassi, però mi è piaciuto, dopo mi sono sposato una di Laino, un paese qua vicino. Ponna per me è la mia vita, diciamo, perché sono stato in Argentina fino a 15 anni. Erano altri tempi, altre realtà, quando io sono arrivato c'era un mucchio di abitanti, adesso purtroppo qualcuno è deceduto. I giovani cercano di andare in altri posti un po' più comodi per il lavoro, per la scuola. Però siamo rimasti in pochi ma uniti, molto uniti. È una valle accogliente, bella. Poi abbiamo il lago di Como da una parte, il lago di Lugano dall'altra. L'unica cosa che in valle tanta gente va a Lugano a lavorare perché è più comodo, più vicino che andare a Como. Ecco. Il paese è diviso in 3 frazioni, Ponna superiore, Ponna media, Ponna inferiore. Praticamente è un paese un po' storico, praticamente noi abbiamo tutti i nostri borghi, abbiamo le nostre chiese. Ponna inferiore ha una chiesa molto bella e anche abbiamo la Ponna media, la chiesa di San Bartolomeo. Ponna superiore c'è la chiesa di San Giacomo. Sono contento di essere il sindaco di Ponna, praticamente perché è un paese abbastanza unito, anche se abbiamo il problema delle 3 frazioni, che ci crea tanti problemi, specialmente nel periodo invernale, per la neve, per tutte quelle cose così. Però sono orgoglioso della nostra popolazione praticamente perché è una popolazione che partecipa alle attività del paese, abbiamo delle società in paese che pensano un po' per gli anziani, per i bambini, abbiamo un asilo storico qui a Ponna Superiore, anche quest'anno abbiamo fatto la mostra dell'artigianato, cerchiamo nel nostro piccolo paese di creare qualcosa. Un paese di contadini, di artigiani, ci sono rimasti dei circoli per il ritrovo. Abbiamo ancora 2 negozi in paese, un macellaio, un panettiere, un servizio self-service, che sono orgoglioso anche di quello. Sia a Ponna inferiore, sia a Ponna media che a Ponna superiore abbiamo i 3 lavatoi, praticamente anche qui, specialmente qui a Ponna superiore, abbiamo un lavatoio per una fontana abbastanza grande e abbiamo ancora un vecchio bacino praticamente che fa da contenitore in caso di emergenza per un incendio, una cosa o l'altra così. Sono orgoglioso di avere quasi nel nostro piccolo di avere tutto.
All'interno della diocesi di Como è compreso tutto il territorio della Valle Intelvi. Andiamo ad incontrare il vescovo. Io penso che questa sia la vocazione tipica di queste parti apparentemente poco rilevanti, alle quali invece bisognerebbe fare riferimento come modello di relazioni interpersonali messe insieme dal fatto di potersi chiamare per nome. Le grandi parrocchie della città o dei grandi borghi della Bassa Comasca soffrono molto di una certa mancanza di identità e di un certo massimalismo dei rapporti. Siamo in tanti, siamo contenti di far andare avanti bene le nostre iniziative, mentre nei piccoli borghi come Ponna e come altri borghi della Valle d'Intelvi, con tutti i limiti, però c'è questo valore enorme, preziosissimo della circolazione di affetti, di conoscenza, di miracoli veri e propri di servizio reciproco. Quando io giro in questi paesi e mi è data la possibilità, per esempio, di visitare i malati a domicilio, io trovo di quelle cose che davvero riscaldano il cuore, perché si vede il Vangelo in atto, persone che senza nessun obbligo e senza nessun interesse dedicano ore, giorni, mesi del loro tempo, della loro vita a stare vicino alle persone che hanno bisogno di loro. Questo è il valore da sottolineare, cercando di non lasciarsi chiudere in un campanilismo gretto e di corto respiro, ma sfruttando fino in fondo questa dimensione familiare che, vorrei notarlo, è esattamente quello che Gesù ci ha insegnato essere la vita stessa di Dio, che è una famiglia di 3 persone, non è una solitudine potente e governante, ma è un Padre, un Figlio e uno Spirito Santo che si amano profondamente, che sono il modello della vita cristiana, non tanto dei singoli quanto appunto delle comunità fraterne che in Valle d'Intelvi e a Ponna in particolare hanno una loro risonanza alla quale l'intera diocesi farebbe bene a riferirsi di più. E nello splendido borgo di Ponna Superiore andiamo a presentare le tante tipicità del luogo e della Valle Intelvi. Benvenuti nel nostro piccolo paese di Ponna. Volevo illustrarvi un pochino le, come si dice, risorse gastronomiche della nostra valle. La più importante è questa signora che vedete esposta, si chiama Matuscia. È una torta di zucca, farina, fatta esclusivamente da una ricetta segreta a Ponna. Abbiamo il croccante, che può essere fatto di noci, nocciole o anche misto. Anche quella è una specialità del paese. Altre specialità sono i nostri tomini, fatti nei nostri alpeggi, fatti di capra, misti o solo mucca. In più abbiamo i nostri formaggi locali e degli insaccati che vediamo come salami, come pancetta, fatta esclusivamente dalla nostra macelleria artigianale che c'è in paese. Abbiamo il pane prodotto anche lui dal nostro fornaio che ci fa un pane veramente eccezionale. Volevo farvi vedere dei piccoli oggetti antichi. La stadera era una specie di bilancia che si utilizzava per pesare sia la legna sia quando si ammazzavano i maiali o i vitelli. Abbiamo delle pentoline tipiche in rame, questa era per fare il caffè, altre erano per fare i pranzi normali. In fondo abbiamo la monica, detta in dialetto, non era altro che un riparo che si metteva nel letto nel quale veniva infilato lo scaldino. Altri prodotti tipici, questo è un ramoscello chiamato da noi grattacù. È una specie di bacca che serviva per fare una specie di tisana molto medicinale. Dolci fatti in casa, abbiamo delle crostate e una crostata di cioccolato. Se venite a Ponna chiedete di questi dolci che non vi dicono come lo fanno, però ve li offrono volentieri.
Beijo, Mapona! Ecco, devo dire che Ponna fa parte di un progetto che è originale perché si sviluppa adesso nella Chiesa in questi ultimi decenni, di accorpare queste parrocchie piccole a parrocchie più grosse. Quindi Ponna fa parte di una comunità pastorale che io seguo, formata da 5 parrocchie che sono San Fedele in Telvi, Pigra, Blessagno, Laino e Ponna. E devo dire che poi queste 5 parrocchie fanno parte di una comunità più grande, perché io lavoro anche con un altro sacerdote che si chiama Don Andrea e che è formata da Peglio Sotto, Peglio Sopra e Casasco. Quindi in pratica sono 9 parrocchie che portano avanti un progetto pastorale unico. Devo dire che dal punto di vista pastorale il primo intento è stato quello di salvare queste piccole parrocchie nella loro identità, quindi di valorizzarle per quanto riguarda questo patrimonio di tradizione, di religiosità che hanno, cercando di mantenere la festa del loro patrono. In questo caso ce ne sono 3 di patroni perché c'è San Giacomo per Ponna Sopra, San Bartolomeo per Ponna Mezzo e Ponna Sotto, la chiesa intitolata San Gallo. E sono santi sicuramente, soprattutto quest'ultimo, da riscoprire perché non sono santi come i primi 2 che sono 2 apostoli. Per quanto riguarda il lavoro pastorale, ecco, Ponna devo dire che si è ridotto il minimo, sebbene la comunità di Ponna Sotto sia una comunità viva e partecipe di tutto quello che può essere il fabbisogno della parrocchia anche dal punto di vista economico e materiale. Dal punto di vista della formazione, di portare avanti l'evangelizzazione in queste parrocchie, tutto è centrato in questa grande parrocchia che è San Fedele, quindi i bambini, i sacramenti sono tutti portati qui in questa parrocchia come le prime comunioni, la cresima, e quindi il mio lavoro è molto complesso perché si tratta di coordinare tutta l'attività della catechesi, dell'oratorio. Abbiamo un'associazione sportiva che è la Lario Intelvi che vive delle strutture dell'oratorio, la banda, il coro Valdintelvi, i cacciatori, il club dell'Inter, tutto vive nell'oratorio, quindi l'oratorio è diventato anche un centro di vita e di riferimento per tutte queste parrocchie. Il coro della Val d'Intelvi è un bel esempio di unione dei comuni. Pensate che il presidente è anche sindaco del comune di San Fedele, che è un importante centro della valle, ma adesso ascoltiamo il coro. Sui prati, sotto sieni, là dopo il bosco, chissà in casera. Io sono il presidente del coro Valdintelvi, il nostro coro è partito nel 2007, è partito così invitando chi aveva voglia di cantare, chi era interessato per tutta la valle. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un maestro veramente all'altezza che ci ha portato avanti moltissimo il nostro repertorio e nella maniera di cantare. Abbiamo girato tanti posti a fare concerti e credo che siamo veramente migliorati moltissimo. Il nostro maestro ci ha anche fatto 2 o 3 canzoni che riguardano veramente solo il nostro territorio. In questo momento stiamo ascoltando Sotto Sieris, che è una canzone che è veramente bella. Abbiamo costruito veramente un gruppo che va per la maggiore. Guarda stasera è neve la sera, guardala così improvvisa. Siamo nell'antica chiesa dei Santi Gallo e Desiderio di Ponna. Sottolineo di Ponna Inferiore, che è il borgo più antico delle 3 frazioni che compongono il comune di Ponna. L'origine di questa chiesa è benedettina.
Poi ha avuto molti rifacimenti, sia nel 1400, un ampliamento nel 1700, che ha dato la forma attuale della chiesa. Il borgo di Ponna Inferiore è molto importante perché è stato uno dei primissimi in Vallintelvi ad essere romanizzato. E l'iniziale sviluppo del paese, dovuto senz'altro ai benedettini, si è svolto poi per secoli fino alla fondazione della frazione di Ponna Superiore, che è diventata la maggiore e la più importante anche come sede del comune, che originariamente era l'alpeggio di Ponna. Il borgo di Ponna è notevole anche per alcune testimonianze di medioevo civile. Alcune case in cui l'impianto strutturale è nettamente del 1400 e la presenza di stucchi su certe facciate che individuano gli artisti stuccatori di altri paesi della Valle Intelvi. Uno in particolare, molto bello, molto importante, qualifica la casa del canonico Vincenzo Barelli, una delle figure più eminenti di tutta la provincia di Como. Tornando un attimo alla nostra chiesa, vorrei far notare la presenza di un affresco di un valsoldese sulla parete destra. Alcuni quadri dei Barelli, testimonianti la presenza di questa grande famiglia di pittori e stuccatori fin dal 1600, ma sicuramente precedenti, e poi la presenza di artisti del vicino paese di Laino. Qui abbiamo degli stucchi della grande famiglia dei Retti, degli affreschi di Giulio Quaglio, il notissimo pittore sempre di Laino e anch'esso presente nella suddetta chiesa, e sulla casa parrocchiale degli Aliprandi, quindi 3 famiglie di artisti di Laino molto presenti nella chiesa e anche nel paese all'esterno in case, ad esempio Palazzo Scotti, il quale Pietro Scotti ha affrescato la Via Crucis di accesso alla chiesa. Quindi questa sinergia tra artisti del paese vicino, Laino, con quelli di Ponna è molto significativo e molto anche tipicizzante delle caratteristiche dell'imprenditorialità delle nostre famiglie che da sempre erano capaci di riunire le varie specializzazioni per ottenere dei risultati. Tra le maggiori manifestazioni della Valle Intelvi figura senz'altro il Carnevale di Schignano. Andiamo a scoprire qualche maschera di questo importante evento. Il Carnevale di Schignano si presume sia la satira delle migranti, perché è un paese di migranti, hanno sempre migrato. Era l'ultima festa che facevano prima di partire l'anno nuovo. E il bel, che è quello vestito bene, che è quello che guadagnava i soldi, la ricchezza quando tornava, e anche il pancione vuol dire senso di benessere. Il brut, al contrario, quello che andava e tornava stanco, magari aveva lavorato anche di più, ma zoppo, stanco e finito. Abbiamo qua un nostro mascheraio, uno dei più bravi, Luca Galli, che dimostra come si fa a lavorare. Abbiamo delle maschere, si fanno vedere come la partenza dell'intaglio, come sono già fatte, e quando sono semi finite, perché per lavorarle un po' si mettono sul banco e si lavorano scolpendo. Per finirle bisogna lavorarle tutte a mano, specialmente all'interno, perché sono maschere che vengono a pesare al massimo 3 etti e mezzo, non di più. Il falò, quello lì, è quello che l'ultimo giorno si brucia il carnevale vecchio, perché così si cambiava in senso di pulizia, di ordine e di ripartire di nuovo. Schignano si trova a circa 7 km da Argenio. Prima di entrare nel paese di Argenio, gira a sinistra e si va. Il Van der Fross ha fatto la canzone di quella famosa curva e sarebbe bello per poter farvi un'idea a vederlo.
La comunità montana Lario Intelvese racchiude sul suo territorio le bellezze dei 15 borghi della Valle Intelvi. La parola al Presidente. La Val d'Intelvi, che è composta da 15 comuni, si trova in mezzo a un verde stupendo, a delle montagne veramente belle che meritano di essere viste e di essere praticate. Fa parte della comunità montana Lario Intelvese, che tutta assieme è composta da 24 comuni. Si chiama comunità montana Lario Intelvese, Lario perché abbraccia il lago e Intelvese perché abbraccia la montagna. I paesi del lago fanno parte della comunità montana per la parte a monte del lago e naturalmente la Val d'Intelvi deve interessarsi e deve avere dei vantaggi proprio per il fatto di essere legata a questi paesi del lago. Il nostro lago di Como è un lago stupendo, conosciuto in tutto il mondo, e naturalmente l'interesse per questo lago deve essere riportato anche sui nostri piccoli paesi che hanno delle caratteristiche veramente eccezionali e hanno delle tradizioni che sono uniche, non diciamo al mondo perché forse è troppo, ma sono uniche all'interno di un certo territorio montano. Abbiamo delle chiese magnifiche, abbiamo dei campanili stupendi, abbiamo dei siti archeologici veramente da visitare e da farseli propri. La parte alta è tutto collegato con dei sentieri. Percorrendo i nostri paesi ci sono degli agricoltori che ormai sono rimasti il baluardo e le sentinelle del nostro territorio. Per cui penso che venire in Val d'Intelvi sia una cosa molto piacevole, addirittura ci sono comuni da 200 abitanti fino a comuni da 1000 abitanti. Sono amministrati da persone che dedicano il loro tempo proprio per valorizzare il proprio territorio e lo dedicano gratuitamente senza nessuna pretesa. Benvenuti nella mia casa. Questa casa è un sogno per me che finalmente si è realizzato. Grazie ai 2 locali che mi sono stati offerti dal signor Castelli Gianni e grazie a un gruppo di volontari guidati da mio marito, 12 persone che si sono dati da fare a ristrutturare, a recuperare i soffitti, a recuperare i pavimenti, a recuperare tutto quello che era possibile recuperare, perché la casa ha più di 350 anni, quindi immaginatevi cosa abbiamo trovato. Le bambole arrivano da tutto il mondo, sono più di 450, ho cominciato a raccoglierle che avevo 9 anni e io non volevo giocare alle bambole perché preferivo giocare a pallone con i maschi. E adagio adagio mi sono ritrovata bambole in casa e ho detto ma qui devo fare qualcosa. E quindi ho cominciato a raccoglierle, poi grazie a un viaggio una persona, un viaggio l'altra, mi sono state regalate, arrivano da tutto il mondo. Quella è l'ultima arrivata, arriva dall'Andalusia, ha più di 70 anni e poi ce ne sono di tutte le qualità, arrivano dappertutto. Chi vuole venire a visitare basta suonare il mio campanello, io abito qui vicino, si viene, non si paga biglietto d'ingresso, non c'è niente da pagare, c'è solo da venire a sgranare gli occhi perché sono troppo belle, non perché sono mie ma sono belle. Van vedi tu c'è ogni pona per vedere robe e bunche che è da mangiare e guardare il panorama che sapete. Ponna e gli altri 14 comuni della Valle Intelvi vi aspettano, le popolazioni sono molto accoglienti, la valle è situata tra il lago di Como e il lago di Lugano, troverete veramente dei paesaggi inaspettati. Per quanto riguarda Borghi d'Italia ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva la Valle Intelvi, viva l'Italia e buone passeggiate. Ciao!
Grazie.